Istanze volte all'indipendenza o all'autonomia del Veneto, il polverone sollevato dalla consultazione di plebiscito.eu, al di là del balletto di cifre sul numero dei votanti, ha dato un'accelerata all'iter del referendum istituzionale sull'indipendenza del Veneto, che approderà nella commissione regionale competente il 1° aprile. Un iter tutto in salita, sul quale più di qualche costituzionalista ha espresso dei dubbi, e così nel dibattito sulle varie possibilità concesse dalla nostra Costituzione per dare una risposta al malessere e alle necessità di riforme istituzionali importanti che si leva dal Veneto, si inserisce il sindaco di Treviso. Bocciata la via referendaria, Giovanni Manildo ritiene più praticabile un'altra ipotesi. Io penso che questa non sia la strada, penso che soprattutto si debba ragionare su delle norme esistenti, penso che potrebbe essere un'idea invece ragionare in base a quello che dice l'articolo 132 della Costituzione, quindi magari alla costituzione di regioni diverse, con confini diversi, e penso che potrebbe avere un senso incominciare a parlare di un'unione casomai tra Veneto e Trentino. Questo penso che possa essere una cosa fattibile, una cosa che porterebbe un effettivo cambiamento. Una rideterminazione dei confini regionali, dunque, attraverso l'aggregazione dei territori, nel caso specifico Veneto e Trentino, così come ad esempio accade per i comuni. Un percorso fattibile, secondo Manildo, che porterebbe ad un assetto istituzionale diverso. Certo è un'ipotesi di lavoro, non è un progetto che è già partito, ma nasce dal fatto che questo progetto potrebbe essere sicuramente più concreto che un referendum sull'indipendenza del Veneto, che lo vedo anche dal punto di vista giuridico abbastanza difficile.